Da mercoledì 3 a sabato 13 giugno nel comune di Due Ville, in provincia di Vicenza, si è tenuta la 6ª edizione di Piazza Volando, il torneo amatoriale sull'erba organizzato dall'ACS Povolaro, in collaborazione con l'assessorato allo sport del comune di Due Ville. Questo torneo è un torneo che parte ancora dagli anni passati. Questa è un'altra edizione che si è svolta bene, in maniera anche forse ancora più bella e concreta per la partecipazione del pubblico. Abbiamo riscontrato un bel successo e per tutto il pubblico qua del paese si è divertito e abbiamo dato un po' di spettacolo. Per la finale tanto pubblico che si è certamente divertito, fra incontri di pallavolo ed esperienze, per così dire, gastronomiche. Quest'anno il torneo viene fatto a Povolaro, negli anni precedenti l'abbiamo fatto a Due Ville nel capoluogo e nelle altre 2 frazioni, Passo di Riva e Vivaro. Quindi è un modo per uscire all'aperto e per far uscire anche la gente, per divertirsi e far divertire gli altri. Piazza Volando è stato un torneo che ha messo a confronto atleti ed addetti ai lavori di tutte le età. La nostra squadra ha delle giocatrici che sono under 16 del San Paolo Volley di Vicenza e questo è anche un torneo che noi utilizziamo per farle insegnarle a giocare meglio, a giocare a livelli più alti. Quindi delle ragazzine che comunque ancora sono in età giovanile possono divertirsi con gente più adulta. Ecco dunque un bel esempio di coesione e di lavoro con i più giovani, anche d'estate al di fuori delle palestre. È stato bello, mi sono divertita anche perché non è un torneo dove ti devi mettere di concentrazione, è un torneo che così che puoi fare piacevole. Ecco, e anche perché ho giocato con i miei allenatori, non è mai successo, quindi bello. La CS Povolaro è una polisportiva piuttosto grande, più di 500 iscritti distribuiti nelle varie discipline. Abbiamo costruito un bel giocattolo formato soprattutto dalla pallavolo, dove in Serie C e col maschile siamo in Serie C. Abbiamo un progetto con altre società del Vicentino. E col femminile adesso siamo in prima divisione, abbiamo il progetto con Monticello e dopo un po' per soddisfare le esigenze della popolazione facciamo exercise, yoga, ginnastica dolce, ginnastica di mantenimento e tutto quello che serve per aiutare a migliorare la qualità della vita. Gianni Veller è la figura storica dell'ACS Povolaro. Presidente da 20 anni, ha però deciso di passare il testimone. Do le dimissioni un po' per favorire nuove idee dopo 20 anni di presidenza e anche perché ci sia un rinnovo da parte dei dirigenti e forse è giusto anche dopo tanti anni che ci sia questo ricambio, diciamo. Se il nuovo presidente mi chiederà di fare un qualcosa sarò ancora ben volentieri disposto a aiutarlo. Ecco allora quali sono i commenti a caldo degli amici della pallavolo a Povolaro, a dire il vero un po' preoccupati per la parziale uscita di scena del presidente. È difficile sostituirlo veramente, è una persona molto presente in tutte le attività, non solo nella pallavolo, anche nelle ginnastiche, yoga eccetera eccetera. Sarà difficile sostituirlo. Piazza Volando è soltanto uno degli eventi che Povolaro ha sviluppato negli anni. Questo è il saluto, in linea con la semplicità che lo contraddistingue, del presidente Veller. Ringrazio tutti i collaboratori, i dirigenti della CS Povolaro che con spirito gratuito hanno aiutato a portare questa associazione a questi livelli.